Vanessa Ruffini sbaglia il tocco di prima, Naiara sulla tre quarti, la deviazione decisiva di Yokisalo e poi la sfera che sbatte sul palo. Vanessa può accelerare adesso, pallone per Barca all'angolino. Vanessa per Barca, si sblocca il match del palo Torino, 1-0 per la Lazio. Cisi prova ad andare a sinistra dalla compagna che non passa, Vanessa Cecconi con una gran parata, poi Naiara anche ad evitare il calcio d'angolo. Corsa lunga per Vanessa che batte con il mancino potente, dovrebbe esserci una deviazione probabilmente di Naiara e non di Cecconi. Comunque calcio d'angolo per la Lazio. Pezzolla perde palla, Siglari, limite, Pantano con l'esterno, Irene Pantano, secondo gol in campionato anche per la numero 2, 2-0 per la Lazio. Di Zelli, la doppia deviazione, quindi quella di Pepe. Vanessa che riparte in contropiede, Vanessa dentro, Pantano e stavolta Cecconi riesce a intervenire, nega la doppietta Irene Pantano. Deviazione di Zelli e allora corner battuto da Siglari, letto bene da Narcisi che ribalta subito il fronte, Narcisi dentro, Zelli limite, Zelli sotto le gambe di Pepe, la riapre l'Atletico Foligno, 7:46 sul cronometro. Narcisi sulla verticale, Castagnoli, 1-2, Narcisi, break, palla a terra, poi pallone largo, Naiara e Pepe respinge il fallo laterale. Zelli, tre quarti, Zelli in orizzontale, pallone che non filtra e poi sul Pizzi, sull'esterno della rete era Ferroni e non sul Pizzi che ci ha provato, occasione ancora per Foligno. Siglari all'indietro per Yokisalo che verticalizza subito, Colucci di testa, deviazione di Castagnoli, calcio di rigore. Vanessa è rimasta a secco nell'ultima gara sul campo del Bitonto. Vanessa col mancino, Vanessa incrocia ed esulta per il 3-1 della Lazio, 18:15 sul cronometro. In gol Vanessa Pereira nelle fila della squadra di Battistone, preso il posto proprio di Sulpizzi. Narcisi, limite, Narcisi forse anche un tocco sulla parte esterna del palo, il destro di Narcisi. Vanessa di prima, pallone intelligente per Siglari, accelera la Lazio con il tocco di Barca per Ruffini, poker delle biancocelesti, a segno anche Claudia Ruffini, 4-1. Narcisi, Ferroni internamente sul Pizzi, regala il pallone a Colucci, dribbling, Colucci incrocia fuori Carola Colucci, intelligente con la finta di corpo di Colucci per eludere la marcatura di Narcisi. Qui altro pallone perso da Foligno, Vanessa sulla tre quarti, Vanessa dentro da Colucci, miracolo di Cecconi. Barca fuori da Vanessa, carica il mancino, lo prova e lo piazza Vanessa Pereira, doppietta, 5-1. Barca fuori dentro il pallone con una doppia deviazione, alla fine probabilmente un autogol, ma festeggia Carola Colucci, 6-1 per le biancocelesti, 9:13 sul cronometro, segna ancora la Lazio. Narcisi, tocco di ritorno per Castagnoli, deviazione, traversa del Foligno. Narcisi, Castagnoli, Narcisi riesce a trovare uno spazio in verticale, allora sul Pizzi, Zelli dentro per Castagnoli e arriva alla terza chance consecutiva, il gol del 2-6 dell'Atletico Foligno, lo segna Beatrice Castagnoli, settimo gol del suo campionato. Riesce ad appoggiare per Ruffini che va al rinvio, Naiara respinge di testa Siglari, Siglari al limite, Valentina Siglari si aggiunge alla festa della Lazio, 7-2, settima partita consecutiva in gol per Valentina Siglari. Ancora 3:30 allo scadere, Yokisalo guadagna un paio di metri, palla a terra, poi Barca per Siglari a sinistra, limite, Vanessa, tripletta per Vanessa Pereira che incrocia con il macino, 8-2 per la Lazio. Umbro colpisce un'avversaria, Naiara, Umbro con un miracolo e poi Castagnoli trova la personale doppietta, 8-3 al Palla Torino, segna l'Atletico Foligno. Ticelli lungolinea, il pallone per Colucci che perde il contrasto con Narcisi, limite, Narcisi passa su Conticelli, Narcisi dentro per la tripletta di Castagnoli. 3 gol facili per Beatrice Castagnoli che ha il merito di seguire l'azione di Elisa Narcisi, altro gol del Foligno, 8-4 al Palla Torino.